Il pozzo sacro di Sadesta si trova nel comune di Olbia, nella regione storica della Gallura. Viene considerato uno dei monumenti più conosciuti della preistoria sarda. Il monumento è raggiungibile percorrendo la strada che da Olbia porta alla frazione di Pittulongu. Giunti all'altezza del polo industriale di Cala Saccaia, le indicazioni indirizzano ad un'area recintata e ad un ampio parcheggio dove, percorrendo un centinaio di metri circa, si giunge ad uno dei siti più conosciuti negli itinerari turistico-culturali del nord-est della Sardegna. Il pozzo sacro, orientato in direzione nord-nord-ovest, sud-sud-est, è situato in una piccola e rigogliosa valle ed è circondato da un modesto parco, ben curato e con cartellonistica informativa sia sul monumento che sulle specie vegetali tipiche del luogo. Il monumento, scavato nel 1938 da Francesco Soldati su indicazione dell'archeologo Doro Levi, venne restaurato negli anni 60 sotto la supervisione del professor Ercole Contu. La struttura, resa in granito, scisto e trachite, materiali di provenienza locale, presenta l'inconfondibile pianta ad anca o toppa di chiave. Si sviluppa con una lunghezza di circa 17,67 metri nelle tre parti fondamentali: camera del pozzo, scala e vestibolo, a cui si aggiunge un cortile esterno circolare. Il pozzo sacro Sadesta di Olbia, insieme a quello di Ballao denominato Fontana Coberta, sono gli unici due pozzi scavati scientificamente a presentare per il momento il cortile circolare anteriore al vestibolo. Quindi in ambito scientifico rappresentano degli unicum. Il vestibolo, di forma trapezioidale, si pone su un livello inferiore rispetto al cortile. Si presenta lastricato e marginato da due sedili addossati alle pareti e sotto il pavimento vi passa la canaletta di scolo. Il cortile esterno circolare, al quale si accede tramite 4 gradini posti sul fianco occidentale, si presenta lastricato e solcato da una canaletta centrale coperta che corre verso il vestibolo. Lo spazio interno, ipotizzato ad uso cerimoniale, è contornato in parte da un sedile addossato alla parete. Dal vestibolo si passa alla scala, composta da 17 gradini, che discende verso la cella del pozzo. Il prospetto della scala si presenta più stretto rispetto al vestibolo, il che fa presupporre che l'accesso a questo settore fosse limitato. Una parte della scala residua a cielo aperto, mentre l'altra è sormontata da architravi sottoposti in discesa, in modo da formare una scala rovescia. I gradini terminano nella cella coperta a volta, tramite un accesso di luce trapezioidale. La camera del pozzo si presenta alta dalla pedana sino alla tolos per 6,81 metri e si costituisce da 28 filari di macigni aggettanti. Nella base di questa si apre il pozzetto di captazione della vena sorgiva, che è circondato da una ghiera. Dai materiali rinvenuti durante lo scavo
si deduce che l'impianto sia stato usato con soluzione di continuità dal XIII secolo a.C. sino al I secolo d.C.